preparando il nuovo numero della rivista Il Cantiere e sarà lo speciale sul lavoro, quindi le ultime statistiche sappiamo che parlano chiaro, sono uscite pochi giorni fa, abbiamo una disoccupazione giovanile che tocca e supera il 40%, abbiamo dei giovani che sfiduciano la politica, sfiduciano i politici, sfiduciano l'Europa e si va un po' perdendo l'idea di questa Europa unita che da anni vogliamo. Quindi lei da europarlamentare intanto come vede la situazione italiana e soprattutto come l'Europa risponde a questi allarmi che vengono dall'Italia ma poi anche dagli altri paesi dell'Unione? Sicuramente il 40% di disoccupazione giovanile non è preoccupante di più. Quello che stiamo cercando di fare nel nostro piccolo, quindi parto dall'Italia per poi andare in Europa, personalmente abbiamo organizzato un tour così definito dove giriamo per le grandi città da Milano, Brescia, Bergamo, Torino, Genova, soprattutto quindi nel nord-ovest dove è di mia competenza, spiegando ai giovani quali sono le opportunità che l'Europa dà, cioè molti non conoscono come rispondere a un'application di uno stage, di un tirocinio oppure dei bandi o dei concorsi che possono dare un futuro ai giovani che non è solamente circoscritto in Italia. Quindi secondo me la soluzione attuale, a oggi io nei vostri panni, perché diciamo che quello che sta succedendo a voi è quello che è successo a me nel 2007, anche se la situazione era diversa. Nel 2007 c'era sì una crisi, una disoccupazione giovanile, ma non allo stesso livello di oggi. Innanzitutto di avere una mente aperta, cioè di non focalizzarsi su devo rimanere esclusivamente nella mia provincia, non devo uscire dal mio comune, anzi in questo momento di difficoltà il mio consiglio è quello di andare in Europa, ma per Europa intendo Bruxelles, per Europa intendo anche Londra, per Europa intendo anche Francia. Bruxelles dà molte opportunità, bisogna sapere anche presentare un curriculum. Le difficoltà che io trovo quando ricevo anche dei curriculum sono proprio la compilazione stessa del curriculum, che uno dice non ti puoi presentare così perché è già un biglietto da visita negativo. Quindi quello che noi facciamo è sia formazione, ma nello stesso tempo diamo una risposta concreta, che è quella di che cosa l'Europa offre. C'è anche un fondo di garanzia per i giovani, che questo è quello che ha anche espresso il Premier Letta, di 1,5 miliardi. Questo 1,5 miliardi però va recuperato, bisogna presentare dei progetti, i progetti devono essere stabiliti a livello provinciale, quindi non capiamo ancora come le province poi possano farli. Ci sono una serie sicuramente di complicazioni, ma quello che riteniamo opportuno è che innanzitutto i politici siano attivi e vicini al territorio, e nella mia figura, essendo anche giovane, o meglio, un po' ritenendomi tale su questo, è giusto anche dialogare direttamente, far ricredere voi nella politica. Cioè la politica non è solo rubare, non è solo trovare le scorciatoie e le raccomandazioni. Non tutti i politici sono così, come ci sono imprenditori che evadono, ci sono imprenditori onesti, ci sono i medici bravi, i medici meno bravi. Quello che penso sia necessario ai giovani è quello di riavvicinarsi anche senza un simbolo di partito, ma cercare di ritrovare un dialogo e una fiducia reciproca. Dopo ognuno farà le proprie scelte per quello che sono i propri ideali. Così io mi sono avvicinata alla politica. Non mi sono arresa all'inizio quando non si trovava lavoro, erano periodi e tempi diversi, ho mandato curriculum su curriculum, ho fatto stage partendo da quando avevo 16 anni, quindi quello che è importante è veramente non scoraggiarsi, anche se il momento è veramente difficile. Sappiamo che l'Italia da sempre fucina di giovani talenti che purtroppo non trovano il loro spazio in Italia e devono emigrare all'estero. Abbiamo avuto qua un esempio di un giovane cardiologo che è andato a Londra, è diventato primario, mentre in Italia non ha trovato spazio. Secondo lei come si può concretamente fermare questa fuga di cervelli che è dannosa per l'Italia di adesso, ma soprattutto per l'Italia di domani? Ti darò una risposta forse particolare, io non voglio fermarla. Voglio che le persone vadano all'estero, acquisiscano esperienza, acquisiscano anche tutto forse un background che noi non possiamo dare, ma che poi ritornino in Italia. Quindi è una fuga temporanea che serve anche per arricchire il proprio curriculum e non solo. Quindi se in Italia non ha ritrovato attualmente
una struttura o anche delle opportunità, ha fatto benissimo andare all'estero. Quello che noi dobbiamo fare nel frattempo che le persone fuggono dall'Italia è quello di dare una svegliata all'Italia e di renderla sicuramente attiva, competitiva, e questo dipende sia dai politici ma anche dai cittadini stessi, dalla volontà che hanno di investire. Nello stesso tempo mi piacerebbe che il tuo amico cardiologo poi ritornasse in Italia e diventasse una delle eccellenze made in Italy. Eletta eurodeputata a soli 26 anni se non sbaglio, è da poco tornata dagli Stati Uniti dove è stata invitata direttamente dal presidente Obama per un importante progetto internazionale. Possiamo dire che lei rappresenta una storia di una giovane ragazza italiana che ce l'ha fatta e quindi un orgoglio italiano. Quali sono i consigli quindi infine che lei si sente di lasciare ai giovani che leggono il cantiere e in generale a tutti i giovani italiani? Io dire ce l'ho fatta si dice di solito a fine carriera, quindi il mio sono delle esperienze, sono assolutamente anche contenta di essere stata eletta come miglior parlamentare per il mercato interno, sono delle soddisfazioni che uno ha quando ti impegni, lavori e hai passione per quello che fai. Per quanto la domanda che tu mi hai rivolto, la mia risposta forse sarà semplice, sarà banale, ma è proprio vera. Io sono una di voi, sono una ragazza semplicissima che ha deciso a 19 anni di buttarsi in politica, ma che ha pensato che la politica non potesse essere il lavoro della vita, ma un'esperienza. Quindi mi sono laureata, ho trovato un lavoro, fortunatamente un lavoro a tempo indeterminato, e adesso sono in aspettativa. Questo mi dà una libertà e una passione in più, non ho la foga di dover essere attaccata a una poltrona, quindi mi permette anche di fare delle scelte libere, perché se dovessi essere non eletta e quindi non gradita dai cittadini, perché con le europee funziona il sistema a preferenze, ho un lavoro, quindi non ho quell'ansia di dire rimango a piedi. E questo è quello che anche i giovani devono capire. La politica fatta bene richiede sacrifici. Io non ho una vita privata, lavoro 7 giorni su 7 spaziando da un'area all'altra dell'Italia, e non solo, hai delle soddisfazioni, fai dei sacrifici e hai delle soddisfazioni. Se io facessi tutti i sacrifici e non ricevessi neanche una soddisfazione, penso che mi sarei data all'ippica o altro. Perfetto, la ringraziamo. Ci mancherebbe, figurati, grazie a te.